bere latte, caffè, una cioccolata calda, specialmente quando fanno bugne fritte che praticamente ti svegli al mattino perché ti apri un'apola, eccetera, eccetera. È molto più bello, direi, con una caffè Napoli 1900, ma non ce la faccio più, Fabio, fa fritte! Lo so, voi vedete Callecon e vi viene una cosa, lo so bene, ma non ci deve venire a noi, formazione tra virgolette titolarissima, quindi non si pensa alla Coppa, Supercoppa bene, però magari un po' di riposo per lo Zana, niente, vabbè, non fa niente, ne parliamo poi dopo. Perché col senno di poi è facile. Gattuso, dovevi farlo riposare. Che suon. You sai, non sia mai. Bravo Insigne. Vai Lozzi, vai Ciucchi. È buono, Petagna, bravo. Sì! Non posso credere. Sì, non posso credere. Mi si svegliano tutti. Sì. Amore. Segnato un Insigne. Stato zitto. Al capitano serve una mano, dai. Grande Petagna. È buono. Dai, proteggi. Però Still going, lovely little flick back. He takes him on, but he got nice and strong. Vabbè. Shouldn't for him, but I think Poca nice roba. touch. Good young defender. Mamma mia, ha chiamato That will be uno a dei battle. falli mai visti nella storia del calcio. Scivola da solo, ma... Biraghi. No, And the deflection Madonna off the mia! defender there. Un Maron. The attack again here, and Ribery brings the best out of Ospina. Qua ci si perde in replay e si perdono le azioni decisive. Ah, c'era stata una schifezza di Dembele là. It comes to Ribery. Biraghi, and Mamma mia, it's voglio. just wide. A parte che Ribéry ha una velocità di gambe che non ho mai visto nei giocatori, è proprio il modo in cui cambia passo, pazzesco. Guarda quando cambia passo. Boom, l'hai perso. Provaci Petagnone. A quanto sei altruista! Quanto sei altruista! Io condemme a rizzo, io condemme, non posso gridare perché è mattino di domenica, ma a rizzo. Amore mio, amore? Venuti losing out to Insigne. Insigne che se ne scarta tre. Playing like this. Mamma mia, che ha fatto Insigne, mamma mia che ha fatto Insigne, con lo Zan, il taglio per Callecon che però lo Zan, il taglio per... He has been absolutely brilliant. Bellissimo, Madonna santissima, ma è mai possibile che una volta dobbiamo tirare 25 volte e non pigliamo mai, adesso 4 tiri, 4 gol? Ma com'è possibile con questa squadra? Questa è la faccia di Gattuso. Mamma mia che ha fatto Zielinski quel controllo orientato, mamma mia. Secondo tempo, turnover, deve entrare Cioffi. Ragazzi, fine primo tempo è il momento di lasciare i like per questa squadra schizofrenica che ci fa impazzire, letteralmente impazzire. Dai, come se non avessimo fatto niente. Però non facciamoci male. Questi lo state sentendo a Gattuso. Dai, Ciucchi, lavora sul 4-0. Calmati un attimo, Gattuso. Ci sta tutto. Cioè, fammi capire bene. Lo prende sul ginocchio. E si deve prendere anche l'ammonizione. Vabbè, il penalty ci può non stare se è fuori gioco, ok? Ma si deve prendere l'ammonizione per una simulazione che non fa. Poi dice che uno è fragile mentalmente. È normale. Se ci trattano così, è normale. Questo è un chiaro ed evidente errore. Non puoi ammonirmi. Lo so che il VAR non può intervenire, però basta. Gattuso è proprio un fiume in pieno. Lorenzo non rompere. Aiuta Baca, bravo Ciucchi. Voglio prendere o lasciare, questo è. Mamma mia, Koulibaly a muso duro con Manolas. Siamo fragili mentalmente, voglio. Bravo Koulibaly, perché Manolas stava ancora parlando, non l'ho toccata. Concentrati. Non ama pia gol oggi.
Non ama piglia gol. Bravo Koulibaly. Fiorentina once more. That's Bello, nicely done. Vlahovic bello. into the centre. Bello Koulibaly Castrovilli e hooks it bello away. Vlahovic e bello Koulibaly. Maronna mi Gattuso, stai un po' zitto. Stai un po' zitto. Sto impazzendo io, immaginate i giocatori, stai un po' zitto mo. Io la fase difensiva di Gattuso è particolare, specifica, lascialo stare, attaccalo, lascialo stare, attaccalo, ci sono delle direttive. I giocatori se non lo fanno lui grida, si incazzano e così sono fragili mentalmente. Lo capite? Ancora parolacce che volano, camuffate. Gattu, ma tu ti devi calmare un po' perché così non andiamo bene. Oggi sul 4-0 sarò io a distruggere Gattuso. Ci vediamo in live. Bravo Bakayoko, bravissimo. Netto, netto. Netto, netto. Abbiamo sfruttato un contropiede su calcio d'angolo. Stiamo facendo una partita umile, chissà se proprio in prospettiva. That was a close call. Perché il saltino però comunque non hai aspettato a lui. Ed sui rigori o ne devo parlare con Angioletto? Spero che Riccio stia dicendo a Gattuso di calmarsi the fuck down. Perché comunque abbiamo segnato un rigore. Dai Elmas, è come l'hai controllata Maluccio là. Cioffi, esatto. Mo dobbiamo sentire. Dai Cioffi, dai Cioffi, dai Cioffi. Dai Cioffi che non è fuori gioco. Molto altruista, potevi anche tirare. Vai Politano, faccio vedere. Era meglio che tirava Cioffi, ma va bene. Grandioso Demme. Lui e dagliela Cioffi. Fammi vedere un guaglione. Bravo Politano, dai, 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 ce l'hai, ce l'hai. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Si è scartato tutta la squadra, il movimento di Mertens a uscire. Il bambino, per il bambino, per il bambino, per il bambino, per il bambino. Vai giù, molto rotondo. Io direi che nella copertina dobbiamo fare così. Servono due mani. Dai, ne andiamo a parlare live. Ci sono delle cose che ancora non mi convincono e sentirò le vostre opinioni al riguardo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Chi se sì. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo,